L'annuncio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'accordo con il capo del governo albanese ha fatto notizia in tutto il mondo. La visita costana di Giorgia Meloni in Albania con i pochissimi giorni di ferie era solamente il pretesto di un lavoro congiunto tra i due paesi, che è sfociato in queste ore con l'accordo sui migranti. Il protocollo tra i due paesi prevede infatti la realizzazione entro la primavera prossima di 2 centri per il rimpatrio che potranno ospitare fino a un massimo di 3.000 persone cosiddette irregolari per l'Italia, con un flusso annuale quantificato in 36-39.000 persone. Si tratta nello specifico di un'intesa che ufficializza una strategia che si prefigge di dissuadere le partenze al fine di ridurre notevolmente le presenze sul suolo italiano. Il testo non si applica agli immigrati che giungono sulle coste e sul territorio italiano, ma a quelli salvati nel Mediterraneo da navi italiane, come quelle di Marina e Finanze, non quelle dell'ONG. Inoltre, non varrà per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili. Le opposizioni attaccano il provvedimento con in testa il PD, con il responsabile degli esteri Provenzano che afferma: Meloni rinuncia in Europa a cambiare le regole di Dublino per non turbare gli amici nazionalisti e prosegue sugli accordi indegni che nemmeno funzionano come la Tunisia. Quando abbiamo iniziato a discutere, sottolinea il Presidente del Consiglio, siamo partiti dall'idea che l'immigrazione illegale di massa era un fenomeno che nessuno Stato d'Europa può affrontare da solo e la collaborazione fra Stati è fondamentale. La Premier ha messo, oltre agli investimenti e un probabile aiuto monetario, l'impegno dell'Italia per favorire l'ingresso di Tirana nell'Unione Europea, visto che ha da quasi 10 anni lo status di paese candidato. Primo Ministro d'Albania Edi Rama torna qui a Roma dopo poche settimane dalla sua ultima visita, non a caso. Sono molto contenta di essere qui con lui oggi per annunciare un importantissimo protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. È un accordo che arricchisce un'amicizia storica, come voi sapete, una cooperazione profonda tra le nostre due nazioni. Il nostro è un partenariato strategico che si sviluppa attraverso ovviamente rapporti commerciali di assoluta eccellenza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania e il nostro interscambio vale circa il 20% del prodotto interno lordo albanese, ma anche attraverso scambi tra le nostre comunità presenti in Italia e in Albania, intensi rapporti culturali e sociali, una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta a tutte le forme di illegalità e che vede una importante presenza in Albania di forze dell'ordine e di magistrati italiani. L'accordo che noi sigliamo oggi arricchisce questa cooperazione di un ulteriore tassello, e quando noi abbiamo cominciato a discutere di questo qualche mese fa con il Primo Ministro Rama, siamo partiti da alcune considerazioni di fondo che condividiamo, che voi conoscete bene, e cioè che l'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che l'Unione Europea, gli Stati membri dell'Unione Europea non possono affrontare da soli, e che da questo punto di vista la collaborazione tra Stati UE e Stati, per ora, diciamo, extra UE, può essere decisiva. Per questo ci siamo detti che una cosa bella da fare sarebbe stato rafforzare e rilanciare questa cooperazione. Allora noi abbiamo lavorato insieme ad un accordo che rafforza proprio questo genere di cooperazione e che si pone sostanzialmente 3 obiettivi, e cioè contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale. In che cosa consiste l'accordo? L'accordo consiste nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese, sotto la propria giurisdizione, 2 strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone,
che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ovviamente ai fini del rimpatrio. Chiaramente si tratta di massimo 3.000 persone contestuali, ma è chiaro che utilizzando le procedure accelerate che consentono grazie a questo governo di processare le richieste in 28 giorni, io intendo che con questo progetto a regime questi numeri possano essere considerati come mensili e che quindi il flusso complessivo annuale possa arrivare fino a 36.000 persone che si alternano. Voglio anche dire che questo accordo non riguarda, e questa possibilità non riguarda però i minori, non riguarda le donne in gravidanza, non riguarda gli altri soggetti vulnerabili. La giurisdizione, come dicevo, all'interno di questi centri sarà italiana. Nel porto di Shenzhen l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e di identificazione. Qui realizzerà un centro di prima accoglienza dove operare una prima attività di screening, mentre in un'altra area più interna si realizzerà una seconda struttura